essere. Quindicenne stuprata a Jesolo, la polizia ferma un 25enne senegalese con precedenti penali, aveva cercato la fuga in una struttura ricettiva a Mestre. Notte da incubo per due pensionati aggrediti e picchiati selvaggiamente in casa da tre banditi dall'Arquà Polesine, la donna colpita con una pala, entrambe le vittime in ospedale, la violenza per appena 300 euro. Tentò di uccidere la moglie dandole fuoco, dopo 5 anni 38enne di Loria può lasciare la cella per un permesso premio. A discutere l'iniziativa di 5 esponenti della sinistra a Treviso con esposto alla procura, compatta reazione nel Carroccio, assurdo, cercano solo visibilità. Lavoro nero nei campi, blitz dei carabinieri, una imprenditrice trevigiana denunciata, trovati immigrati non in regola. Arrivione della polizia locale, grazie a un drone, localizza e blocca venditori abusivi che si apprestano a rivendere merce contraffatta in spiaggia. Ero come in trance, nelle loro mani la testimonianza di una vittima del raggiro del finto incidente, derubata da due truffatori poi arrestati dai carabinieri. Concluso nella notte, grazie al lavoro di operai tecnici, lo smontaggio delle impalcature allestite per consentire i lavori di ristrutturazione del ponte dell'Accademia. Il 29 agosto la inaugurazione. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è subito a Jesolo dunque, perché c'è il fermo di un 25enne senegalese per lo stupro della ragazzina di 15 anni in spiaggia, un fatto che ha avuto un'eco importante, che ha scioccato ovviamente il comune di Jesolo. Poco fa è arrivata la nota ufficiale della questura proprio che conferma il fermo di questo 25enne. Allora subito per tutti gli aggiornamenti in diretta telefonica con Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a te al studio. Proprio come hai detto tu, da questa mattina è rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia Mohamed Gueye, ha 25 anni, è di origini senegalesi, irregolare in Italia, con una lunga lista di precedenti, prevalentemente per spaccio ma anche per oltraggio e resistenza pubblico ufficiale. Secondo gli inquirenti è lui il responsabile dello stupro della ragazzina di 15 anni sulla spiaggia di Jesolo, avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi. Casuale sembra sia stato l'incontro tra i due all'interno di un noto locale della Movida jesolana poco distante dal lungomare. Il 25enne dopo la violenza si è allontanato da Jesolo e a Mestre è stato rintracciato all'interno di una grande nuova struttura ricettiva nella zona della stazione ferroviaria, dove nella tarda serata di ieri la polizia ha fatto irruzione. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Venezia sono state condotte dalla squadra mobile della questura e fondamentali sono rivelate le immagini delle telecamere di sorveglianza del lungomare che hanno ripreso la coppia a passeggiare verso la spiaggia di Jesolo e hanno consentito di identificare l'uomo. La notizia del fermo è stata resa nota su Facebook dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha anche rivelato il nome del presunto stupratore, per cui noi lo sappiamo dal ministro. Vi leggo integralmente il messaggio che vi preannuncio a toni forti, i toni ai quali il capo del Viminale si è affidato, preannunciando la linea dura. È stato arrestato, dice Salvini, questa notte dalla polizia di Venezia, che ringrazio, Mohamed Gueye, immigrato senegalese irregolare accusato di aver stuprato a Jesolo una ragazza di 15 anni. Dopo diversi precedenti penali era già stato in passato condannato inutilmente a lasciare l'Italia, ma avendo avuto una bambina da una donna italiana, che brava persona, scrive Salvini, questo verme non può essere espulso, roba da matti. Con il decreto sicurezza, se un clandestino stupra, ruba, uccide o spaccia, se ne torna a casa subito, senza se e senza ma. Nicola, credo sia eloquente il tono severo del ministro per stigmatizzare questo fermo di iniziato di delitto, ve lo ricordiamo, e naturalmente siamo in attesa di avere chiaramente altri dettagli dalla Questura di Venezia, che ha diffuso una nota ufficiale per comunicarci, per comunicare alla stampa il fermo, e immaginiamo
anche il risalto che potrà avere la notizia a Jesolo, che può tirare evidentemente un sospiro di sollievo proprio in relazione alla sicurezza della città. Nicola. Grazie Tiziana Bolognani, tutti ovviamente i dettagli questa sera a partire dal nostro telegiornale del Veneto e poi ovviamente sul telegiornale di Venezia. Intanto con la cronaca andiamo nel Rodigino. Soltanto 2 giorni fa avevamo raccontato di una violenta rapina in casa, vittime 2 anziani picchiati selvaggiamente. Un altro colpo molto simile, forse la stessa banda, stavolta ad Arquà Polesine, è un'altra notte di terrore per 2 pensionati. Lei stava facendo l'aerosol sul divano, lui era in camera da letto, 2 tranquilli pensionati di Arquà Polesine che in pochi istanti hanno visto stravolta la loro vita. Una notte da incubo, in 3 penetrano nella casa dopo aver tagliato la recinzione del giardino e il fatto che gli inquilini siano in casa evidentemente importa poco. Banditi violenti, senza scrupoli, delle belve, tanto da infierire sull'anziana con una pala da frumento. La donna ha appena il tempo di gridare viene colpita ripetutamente, poi 3 si dirigono in camera da letto dove a calci e pugni si avventano sul marito. Il tutto per appena 300 euro e qualche monile. Uno dei 3, secondo la testimonianza dei coniugi, sarebbe un immigrato di colore. Marito e moglie in ospedale dopo l'allarme lanciato ai carabinieri che indagano a tutto campo. Una rapina quasi identica a quella perpetrata solo 3 giorni fa, sempre nel Rodigino, nel comune di Giacciano con Barucchella. Anche in quel caso 3 banditi e 2 coniugi anziani picchiati e poi rinchiusi in un magazzino e un bottino di 250 euro e monili. Il sospetto di una stessa banda in azione, una banda violenta che non esita a massacrare di botte gli obiettivi dei suoi raid. Torniamo a parlare del Ministro dell'Interno, abbiamo sentito il tweet raccontato dalla nostra Tiziana Bolognani sull'arresto di Jesolo. Intanto da ieri fa discutere la denuncia presentata a Treviso da 5 esponenti della sinistra che l'hanno presentata come semplici cittadini. L'ha esposto denuncia in procura per istigazione all'odio razziale. Istigazione all'odio razziale, questa è l'ipotesi di reato per la quale 5 trevigiani hanno presentato denuncia in procura contro Matteo Salvini. L'atto, firmato da Luigi Calesso, Gabriella Casagrande, Marta Cassano, Said Caibi e Renato Zanivan, tutti legati alla sinistra cittadina, Caibi era stato anche candidato alle ultime amministrative per Coalizione Civica, fa riferimento ad una serie di affermazioni del Ministro dell'Interno relativamente a immigrati e rom, affermazioni pubblicate in diverse interviste al leader del Carroccio sulla stampa nazionale oltre che sui social media. Per verificare se nelle sue affermazioni ripetute, ormai quelle che conosciamo tutti, la pacchia dei migranti, gli immigrati che per troppi anni hanno vissuto alle nostre spalle, i rom da censire, se in queste dichiarazioni di larga conoscenza si ravvisino gli estremi per la violazione delle norme in materia di istigazione all'odio razziale e etnico. La denuncia è corredata dalle copie degli articoli cui si fa riferimento e da una rassegna di commenti sui siti internet e Facebook, i quali, secondo i firmatari della denuncia, contribuiscono a diffondere nell'opinione pubblica sentimenti di odio su base razziale ed etnica. Questo inevitabilmente crea ostilità nei confronti degli stranieri nel nostro paese, ostilità che poi negli ultimi mesi si è anche concretizzata in veri e propri atti di violenza. Quindi noi chiediamo alla Procura della Repubblica di verificare se nelle affermazioni del senatore Salvini ci sono gli estremi per imputarlo ai sensi di violazione della ex legge Mancino, oggi entrata a pieno titolo nel codice penale, proprio per istigazione all'odio razziale. La vicenda della nave Diciotti, ribadiscono i 5 firmatari, non ha influenzato direttamente la formalizzazione della denuncia, alla quale stavano lavorando già da tempo, ma ha comunque dato loro ulteriore conferma dell'azione. Questa vicenda dimostra ancora una volta come si tenti di utilizzare le proprie competenze istituzionali per ottenere dei risultati che vanno ben al di là appunto dei compiti che un Ministro della Repubblica dovrebbe avere. E immediate nelle ore successive alla denuncia le reazioni in casa Lega dal governatore del Veneto Luca Zaia al segretario regionale del Carroccio Gian Antonio D'Arè. Sentiamoli. È straordinario pensare che esponenti di sinistra denuncino il ministro degli interni Salvini perché fa il ministro degli interni. Voglio ricordare che quando governavano loro sono arrivati almeno 700.000
immigrati in Italia, più o meno 160-170.000 all'anno, e i dati ufficiali, non quelli dell'ufficio di qualche partito o della Lega, ma i dati ufficiali ci dicono che fatto 100 solo 7 immigrati, quindi solo il 7% è scappato dalla morte, dalla fame e dalle persecuzioni. Quindi stiamo ospitando il 93% di questi 700.000 migranti senza averne titolo, perché abbiamo i nostri veneti, i nostri cittadini italiani che vivono in difficoltà e magari nessuno li aiuta. Quindi pensare che qualcuno denuncia il Ministro degli Interni per istigazione all'odio razziale per me significa che denunci un ministro perché fa il ministro. Vorrei essere denunciato anch'io assieme a Salvini, perché penso che difendere il proprio territorio sia una cosa dovuta, e il ministro Salvini sta facendo questo. Se poi per loro non va bene e bisogna essere denunciati, voglio partecipare anch'io in maniera attiva ed essere denunciato anch'io. Saluti e baci a Cip e Ciao. Adesso torniamo alla cronaca giudiziaria. Lore, nel Trevigiano è uscito per la prima volta di cella il 38enne che 5 anni fa cercò di dar fuoco alla moglie simulando un incidente. Ha appena beneficiato del suo primo permesso premio Andrea Loro, l'impiegato 38enne di Loria, condannato in primo grado a 15 anni di carcere per aver tentato nel gennaio del 2013 di uccidere la moglie, prima strangolandola, poi dandole fuoco all'interno della sua auto simulando un incidente. A poco più di 5 anni di distanza da quei fatti, il giudice del Tribunale di Sorveglianza ha consentito a Loro di trascorrere una giornata nella casa di famiglia. Per l'uomo la prima uscita dalla cella. Raggiunta dalla notizia, l'ex moglie Matilda Ardia, che ora ha 36 anni e vive con i figli in un'altra regione, si è detta spaventata. Lei, che si era salvata riprendendo coscienza e gettandosi appena in tempo fuori dall'abitacolo in fiamme e che aveva dovuto poi guarire le profonde ustioni alle mani e a un fianco, dice di non serbare rancore ma chiede rassicurazioni sul fatto che lui stia compiendo un percorso di recupero affinché non possa nuocerle più. Non voglio vivere nel terrore che qualcosa di brutto possa accadere ancora. Estate, stagione di lavoro intenso in campi e vigneti, e proprio nei campi i Carabinieri di Venezia hanno effettuato controlli a tappeto contro il lavoro nero. Sospesa l'attività di 2 aziende e denunciata una imprenditrice trevigiana. Lavoro nero nei campi, blitz dei carabinieri del gruppo Tutela Lavoro in provincia di Venezia che hanno chiuso 2 aziende e denunciato a piede libero un'imprenditrice trevigiana che impiegava in nero ben 8 lavoratori, 6 dei quali cittadini extracomunitari e uno privo del permesso di soggiorno. I militari hanno effettuato controlli in 11 aziende agricole nelle zone di Chioggia, Scorzè, Mira e San Michele al Tagliamento, verificando 51 posizioni ed elevando sanzioni per 35.000 euro. Ed è in 2 differenti aziende di Chioggia e Scorzè che i carabinieri hanno riscontrato l'abuso, con gli 8 lavoratori in nero impiegati in un caso nella coltivazione del radicchio e nel secondo nella coltivazione e vendita diretta di ortaggi e frutta. Attività sospese perché la percentuale dei lavoratori in nero superava il 20% del totale della manodopera. L'imprenditrice è invece stata denunciata per violazione della normativa in materia di immigrazione, riscontrato infine anche un appalto irregolare. Venditori abusivi sulle spiagge, a Bibbione si usa anche un drone per localizzarli. Ecco le immagini riprese dall'investigatore tecnologico che a Bibbione ha intercettato e incastrato un gruppo di ambulanti abusivi intenti a preparare e successivamente a vendere merce contraffatta in spiaggia. Il drone professionale è stato utilizzato per un'operazione congiunta che ha visto in campo gli uomini della polizia locale e i militari delle Fiamme Gialle di Porto Gruaro, che hanno sequestrato 600 articoli, tra cui 150 borse contraffatte, per un valore complessivo di circa 25.000 euro. L'occhio dell'investigatore ha così potuto scrutare dall'alto i venditori che una volta scesi dall'autobus hanno raggiunto la pineta. Raccolto il materiale, gli abusivi si sono portati in spiaggia dove le forze dell'ordine hanno fatto scattare controlli, sequestri e denunce. L'operazione Spiaggia è Sicura ha interessato quasi tutte le località del litorale. A Chioggia la lotta al commercio illegale sull'Arenile ha portato al sequestro di oltre 1.400 articoli e a sanzioni per complessivi 31.000 euro, ma solo i sequestri amministrativi nel corso dell'estate sono stati oltre 16.000.
La polizia ha svolto un'intensa attività di prevenzione e contrasto alla criminalità fra Jesolo, Chioggia e Portogruaro. Il bilancio delle operazioni specifiche parla di migliaia di identificazioni e decine di espulsioni. Una trentina le denunce per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Sotto la lente anche numerose attività commerciali e fra queste 18 sale da gioco. Ed ora a Padova con la paura per una violenta aggressione in Piazza Duomo. Ore 4:30, Piazza Duomo, pieno centro storico di Padova. L'ambulanza del SUEM interviene a chiamarlo uno straniero. È a terra, è appena stato aggredito. Sul posto arrivano anche le volanti della questura. L'uomo, un algerino di 35 anni, ben noto alle forze dell'ordine, con diversi precedenti anche per spaccio, è stato raggiunto da un pugno. All'occhio sinistro tumefatto. Soccorso dai sanitari, viene accompagnato in ospedale. Intanto iniziano le indagini. Lo straniero era sotto l'effetto dell'alcol. Degli aggressori in Piazza Duomo nessuna traccia. La polizia sta aspettando di poter sentire la vittima per capire cosa possa aver dato origine all'aggressione. Intanto resta la paura. Alla fine dello scorso anno, nella stessa piazza, all'ombra della chiesa del Battistero, tra i cuori del percorso museale a cielo aperto Urbs Picta, che cerca il patrocinio dell'UNESCO, erano stati aggrediti anche 2 poliziotti. Tante le vittime della coppia padre e figlio residenti nel napoletano, arrestati ieri dai carabinieri di Portogruaro, tante le vittime, dicevamo, nel nord-est con la truffa del finto incidente. Una delle vittime ha accettato di parlare, di raccontare come è caduta nel tranello. Sentiamola. Signora, ci racconta che cosa è accaduto quel giorno? Mi è arrivata la telefonata dicendomi che mio figlio, che lavora a Fiume Veneto, aveva avuto un gravissimo incidente. Mio marito era seduto nel divano, lo chiamo e gli ho detto: Bertino, vieni, che William ha avuto un grave incidente, non parla e bisognava andare a vedere. Questo signore che la chiama, no? Le dice di essere un avvocato. L'avvocato dell'assicurazione. Però io ho detto che non aveva pagato, ecco, mi ricordo questo particolare, che non aveva pagato l'assicurazione. Gli ho detto a mio marito: prova a fare il numero dei carabinieri, vediamo se ti rispondono, per sapere anche se doveva andare via. Suo marito prova a chiamare i carabinieri e che cosa succede? Dall'altra parte? Risponde carabinieri di Casarsa, però non erano i carabinieri. E le hanno detto appunto che aveva avuto questo incidente. Allora ho detto: prendi la macchina e vai a vedere. Mio marito è partito, 5 minuti dopo mi giro come così e mi vedo uno dietro le spalle. Lui era già lì nei nostri paraggi, in pratica. È venuto dentro, mi ha chiesto mi dia subito l'oro, quello che ha potuto, soldi che ha e il bancomat. Io come una stupida glieli ho dati, ho dato soldi, ho dato oro. Addirittura mi aveva detto di pesarlo l'oro, che bisognava avere 160 grammi di oro. Io ho fatto tutto questo, proprio come fossi stata in trance, una cosa del genere, ecco. Quando ha realizzato che era stata vittima di una truffa? Questo l'ho realizzato quando questo qua ha preso quello che ha preso ed è uscito, no? È arrivato a casa mio figlio. Io quando ho visto mio figlio ero fra il frigo e la tavola che abbiamo lì in casa, sono svenuta. Lei è convinta che non capiterà più niente? No, non sono ancora convinta, ma ora quando sono entrata qua stamattina che il comandante lì mi ha detto che li hanno presi, ho visto come una luce diversa nelle stanze. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Parliamo del virus West Nile, della regione che dà il via al piano straordinario di disinfestazione. Zanzare, parte il piano straordinario di disinfestazione della regione. Lo ha annunciato l'assessore veneto alla sanità Luca Coletto dopo una serie di valutazioni fatte con i vertici del settore sociosanitario regionale.
Si passa alle maniere forti a tappeto, anche se purtroppo solo dai primi di settembre, contro la zanzara Culex pipiens o zanzara comune, che trasporta il virus della febbre del Nilo. Un intervento radicale, spiega Coletto, di disinfestazione sia adulticida che larvicida. Il costo dell'operazione si aggira tra i 400 e i 500 mila euro che verranno stanziati dalla Regione. Una boccata d'ossigeno per le casse degli enti locali di tutto il Veneto, che in queste settimane si sono fatti carico di spese ingenti, anche di decine di migliaia di euro, per le disinfestazioni straordinarie. I sindaci chiedono che nel 2019 ci si muova però prima, con maggiori interventi di prevenzione del fenomeno zanzare, appena si preveda il ripetersi di un'altra estate con clima tropicale molto caldo e umido. Quindi io chiedo che l'anno prossimo la Regione, tutta l'attività che ha sempre coperto a posteriori per l'attività emergenziale, tutte quelle risorse lì vengano impiegate per un'attività ordinaria di prevenzione in accordo con gli enti locali e tutti gli enti strumentali della Regione stessa, cioè la società civile e le istituzioni devono fare un unico tavolo per traguardare l'anno prossimo questo tipo di attività e in maniera preventiva e non successiva al momento dell'emergenza. I ponti osservati speciali in questi giorni dopo la tragedia di Genova. Nel Padovano stamattina strada regionale 308 chiusa in entrambi i sensi per un tratto di 2 km, prove di carico sul cavalcavia danneggiato mesi fa da un camion. Sono durate circa 3 ore e mezza le prove di carico sul cavalcavia della regionale 308 che passa sopra via Piovega in comune di Borgoricco. Le operazioni sono iniziate alle 7 in ritardo sul previsto causa maltempo e hanno impegnato, oltre al personale dell'impresa, anche quello di Veneto Strade e gli agenti della Federazione Comuni Campo San Pierese per la regolazione della viabilità alternativa. La regionale 308 è infatti rimasta totalmente chiusa per un tratto di poco più di 2 chilometri tra Borgoricco e Campo San Piero. Il cavalcavia era rimasto danneggiato il 30 marzo scorso dal pianale di un camion, alzatosi all'improvviso mentre attraversava il sottopasso. Per il violento urto il camion si era spezzato a metà in 2 tronconi. Ripartita ieri davanti al Tribunale con il primo giorno di presidio permanente la battaglia delle mamme No Fuss a Vicenza. Gli striscioni, quelli che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi di battaglie delle mamme No Fuss, ci sono anche le tende. Da qui hanno promesso nessuno si muoverà per 5 giorni. Resteranno fuori dal Tribunale di Borgo Berga perché è qui che chiedono di poter avere giustizia. Staremo qui da oggi fino a martedì, è un presidio permanente 24 ore su 24. Ci saranno turni vari durante il giorno e rimaniamo qui perché speriamo che la risposta che arriverà dalla Procura possa essere una risposta finalmente a favore dei cittadini. La scelta del palazzo, il Palazzo di Giustizia, insomma, è tutt'altro che casuale. È rappresentativo al massimo. Perché, nonostante tutto, le mamme No Fuss nella giustizia credono ancora. Speriamo ancora, noi vogliamo credere che ci sia una giustizia in Italia. Gli ambulanti di Conegliano molto preoccupati per l'ipotesi che il mercato di Conegliano venga ridimensionato o addirittura spostato. Sentiamoli. Sono un ambulante, lavoro al mercato di Conegliano, io e i miei colleghi siamo preoccupati per il destino di oltre 350 persone che lavorano al mercato. Comincia così l'email inviata da un venditore alla nostra redazione per richiamare l'attenzione sul rischio che il mercato settimanale del venerdì, che si svolge in pieno centro tra via 20 settembre e la stazione, venga ridotto o addirittura spostato dal comune. Chi dice nel parcheggio della Zoo Passarena, chi dice in zona piscine, per motivi di sicurezza. Le voci raccolte sul posto confermano questa preoccupazione. Siamo spaventati dallo spostamento, quello è, non sappiamo se veniamo spostati dove, quindi dobbiamo capire se investire nelle nostre attività o da abbandonare e andare in altre città, quello è. Se ci portano alle piscine il mercato chiude, se ci portano alla Zanussi peggio che peggio, il mercato va bene qua, se no non so, qui i fissi, i bar, i negozi cosa fanno? No, lavorano solo quando c'è mercato? Come faranno ad andare avanti? Rischiamo il nostro posto di lavoro, ci troviamo a perdere i clienti perché sono stanziali, sono abituati a seguire sempre un stesso itinerario. Io dalla mia esperienza l'anno scorso che ho fatto per 2 settimane di cambiamento ho avuto un'entrata nulla. Speriamo che
sì, ci mettono in sicurezza, però ci lasciano sempre nel centro del mercato, non fuori, perché i mercati esistono in tutti i paesi, però è un punto di incontro dove la gente ci può trovare e di solito nasce proprio nel centro delle città. Se ci spostano fuori dal centro lo abbandoniamo e basta. Ad oggi le bancarelle lungo la strada principale, via Mazzini, condividono la carreggiata con le auto. Si erano già sperimentate però altre disposizioni. Avevano messo bancarelle a destra e a sinistra e chiuso il traffico. Era venuto un mercato bellissimo. Tutta la strada così, chiuso il traffico, che poi possono deviare per un venerdì mattina. Sicuramente quello del comune è un problema che va affrontato, però deve chiedere il nostro parere, deve portare delle alternative, perché qua ci sono famiglie che lavorano. Infine i timori per il prossimo Natale. Il mercato ha dovuto traslocare l'anno scorso per far posto alle casette di legno. Vengono spostate attività commerciali per dar posto ad altre attività commerciali, sempre di natura commerciale, quindi non so giuridicamente se questa cosa si possa fare. Speriamo che quest'anno ci sia un punto di incontro dove che possiamo esserci noi insieme agli altri, quindi per creare una cosa ancora più bella, secondo me, senza penalizzare le nostre attività. Si è concluso nella notte, grazie al lavoro di operai e tecnici, lo smontaggio delle impalcature allestite per consentire i lavori di ristrutturazione del ponte dell'Accademia a Venezia, realizzati questi lavori grazie alla donazione di Luxottica Group. Resta dunque soltanto da rimuovere il tunnel centrale, che sarà smontato all'alba di mercoledì 29 agosto, giorno in cui ci sarà la cerimonia di riapertura del ponte, alla quale interverranno tutte le autorità, in primis il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Arriva una perturbazione, maltempo e clima fresco sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto peggiora decisamente il tempo, sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata sarà dunque molto instabile, con temporali diffusi un po' su tutti i settori della nostra regione. Fenomeni anche forti e rischio di locali nubifragi. Temperature in calo con minime tra 18 e 22 gradi, massime comprese invece tra 20 e 26 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia, poche novità, situazione molto simile anche sulla nostra regione, infatti il tempo sarà spiccatamente instabile per tutto il giorno, con precipitazioni temporalesche anche di forte intensità e con rischio di fenomeni violenti in serata. Temperature in diminuzione, minime tra 19 e 22 gradi, massime comprese invece tra 21 e 26 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà infatti molto instabile, con rovesci e temporali diffusi un po' su tutti i settori della nostra regione e localmente anche di forte intensità. Non si escludono dei fenomeni anche violenti durante le ore serali e notturne. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime comprese invece tra 25 e 26 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci!